Bene, buonasera a tutti e benvenuti a questa tavola rotonda che porta il titolo, come sapete, Digitalizzazione, intelligenza artificiale e salute, sfide, rischi e opportunità. Io sono Siro Carniello, Giorgio Carniello, chiamato Siro per gli amici, quindi per voi sono Siro sicuramente, e sono il presidente di Credima, la società di mutuo soccorso di quella che era prima Free Loves Bank e che oggi è diventata, come dopo meglio di me spiegherà il signor Lino Mian, già il presidente di Free Loves Bank, è diventata adesso, dicevo, Banca 360 FVG. Perché questa serata? Perché questa serata? Allora, innanzitutto voglio dire fin d'ora che l'abbiamo fatta, l'abbiamo organizzata come Credima e con l'altra realtà sociale di questa nuova banca che è rappresentata dall'altra mutua Insieme 2018, che qui ho anche il presidente che saluto e ringrazio per la collaborazione, e l'amico Ugo Mairo. Parliamo di intelligenza artificiale, non possiamo non parlare di intelligenza artificiale. Parliamo di intelligenza artificiale soprattutto nel campo della salute e della sanità. Per Carniello direi di più nella salute, perché credo che l'applicazione, secondo me, più interessante per tanti motivi sia proprio nel campo della salute ed è un po' un paradigma che noi cerchiamo proprio di promuovere come società di mutuo soccorso, cioè in qualche modo di anticipare i bisogni, governare la domanda e non aumentare a dismisura l'offerta, cosa che in realtà oggi sembra piuttosto accadere. Detto questo, solo per raggiungere e aggiungere qualche dettaglio, la serata ha ottenuto il patrocinio della città che ci ospita, del comune di Codroipo, e qui abbiamo il sindaco Guido Nardini a cui passerò la parola tra breve, al tempo stesso anche il patrocinio dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, diretta dal dottor Dennis Caporale, che seppure solo virtualmente ringrazio, e per ultimo naturalmente un compagno di viaggio ormai fedelissimo da sempre, che è Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, stasera rappresentata dall'amico, io posso dire, Pino Napoli, Giuseppe Napoli, e dalla dottoressa Tiziana Del Fabbro. A questo punto devo passare la parola perché è la banca che alla fine sostiene questa realtà, anche se il momento organizzativo è stato garantito da Credima e dall'altra mutua Insieme 2018, e quindi un minuto di saluto, mi ha detto sarò telegrafico, a Lino Mian, che è stato il presidente di Free Loves Banca e che oggi è vicepresidente vicario della nuova banca, Banca Friuli Venezia Giulia 360. Prego Lino. Buonasera a tutti, è un piacere portarvi il saluto anche del Consiglio di amministrazione. Una banca 360 nata da poco, solo da 5 mesi siamo operativi, una banca nata nel solco delle due banche di credito cooperativo, e Banca 360 è ancora un credito cooperativo, che ha raggiunto dimensioni diverse da quelle che avevamo prima. Una banca che ha zona territoriale di competenza da Trieste a Sacile, quindi una dimensione sicuramente regionale. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a fare quello che le due banche facevano, ognuna per conto suo, mettendo a disposizione quella che è la potenza di fuoco. Perdonatemi, ho esagerato un po', ma la potenza di fuoco di una banca con queste dimensioni, continuando a fare quello che facevamo prima in modo un po' diverso. Questa sera parliamo di intelligenza artificiale, la presenza la dice lunga sull'importanza dell'argomento. Argomento importante, e dice bene il titolo, sarà una rivoluzione, già pervade l'intelligenza artificiale, pervade la nostra società e lo farà ancora di più in futuro. Chiaro è che non sono solo opportunità, ma ci sono anche i rischi. L'intelligenza artificiale in mani sbagliate potrebbe creare qualche problema, lo abbiamo visto durante gli anni del Covid, grande utilità e grande anche possibilità che finisca in mani che poi adoperano per altri scopi che sicuramente a noi non vanno bene. Quindi io credo che ci sia un interesse notevole dietro questi problemi. Quello che mi sento di dire è l'importanza di tutto questo processo, che sarà inevitabile. Speriamo che metta al centro sempre l'uomo, perché per l'uomo si fanno le cose, per l'uomo si fanno anche questo tipo di rivoluzione, perché sarà una rivoluzione. Quindi l'uomo al centro, come al centro del nostro fare banca, del nostro fare credito cooperativo. Mi hanno detto di essere telegrafico, non porto via tempo ai relatori autorevoli che abbiamo. Grazie a tutti e buona serata.
Grazie Lino, grazie. Ok. A questo punto innanzitutto perdonate un po' l'emozione perché vedere la sala così gremita in un momento così particolare e importante, di tipo proprio una tavola rotonda su temi che sono perlomeno affascinanti, anche se non privi naturalmente di potenziali, chiaramente coni d'ombra o che dovremo via via in qualche modo dissolvere, speriamo, abbiamo questa sera un parterre molto importante. Quindi prima di tutto ringrazio l'assessore, aveva anche comunicato che probabilmente avrebbe avuto un piccolo ritardo, cosa comprensibilissima. In realtà ringrazio molto l'assessore per essere presente così puntualmente. All'assessore sarà poi affidato il compito di concludere e tirare un po' le somme di questo momento di approfondimento. E naturalmente non può che toccare adesso al sindaco della città che ci ospita, che poi è anche un vecchio amico, un amico di vecchia data, non vi racconto per non portar via tempo, ma insomma con Guido Nardini abbiamo avuto un passato anche tecnico-professionale in qualche modo comune. Signor Sindaco, prego Guido. Grazie Siro, grazie a tutti voi presenti, mamma mia quanti sono, benissimo. No, allora, estremamente stimolante l'argomento di stasera, io porto i saluti dell'amministrazione, ringrazio e saluto l'assessore Riccardi e tutti i relatori, ovviamente Banca 360. Credo che questo è un argomento da affrontare con, io direi anche nell'ambito della salute, in punta di piedi, perché è assolutamente stimolante, assolutamente importante, però non privo di rischi. Molto spesso è stato utilizzato in malo modo e questo la giusta criticità e preoccupazione di chi magari mi ha preceduto prima. Nell'ambito della salute, ma sicuramente diranno meglio i relatori, credo che però sia un elemento da valutare con attenzione perché può essere il futuro, nel senso che può aiutare decisamente nell'ambito sanitario ad intervenire in modo precoce soprattutto su alcune patologie croniche e questo può dare assolutamente uno stimolo ulteriore a una gestione della sanità che oggettivamente in questo momento è abbastanza difficile. Credo che il cittadino debba anche cambiare un po' di impostazione mentale nell'approccio o nel pensiero alla salute, non sono più i tempi di molti anni fa, tutto sta cambiando e quindi bisogna cogliere anche i momenti del cambiamento. E quindi anch'io la faccio abbastanza breve, però un piccolo aneddoto che fa parte un po' della mia storia. Quando ci sono i grandi cambiamenti, addirittura epocali a parer mio, come in questo caso, un vecchio dirigente, mio mentore quando ero in azienda, mi diceva sempre: di fronte ai cambiamenti o ergiamo un muro oppure apriamo una vela più grande e prendiamo il vento. Io credo che qui il vento vada preso con attenzione, ma con rapidità, perché il mondo sta cambiando e sta andando in questa direzione. Buona serata e grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie Guido, grazie. Bene, allora a questo punto io sto per cedere la parola all'amico e collega Luigi Canciani, al quale mi lega un rapporto di amicizia di vecchissima data. Con lui, non voglio dire abbiamo combattuto battaglie di una sanità di un tempo, ma sicuramente lui ha sempre rappresentato proprio un riferimento della medicina territoriale, della medicina generale. Io ero dall'altra parte nel versante ospedaliero, ma questa dicotomia oggi forse non ha neanche più tanto senso, anzi non ce l'ha proprio per niente. Comunque a lui affido molto volentieri, ringraziandolo naturalmente, perché mi ha detto subito di sì quando tempo fa sono venuto e cominciavo a ipotizzare la serata di quest'oggi e lui mi ha dato immediatamente la sua disponibilità e preziosa collaborazione. Quindi Luigi Canciani si presenterà, credo lui stesso, è un moderatore e oltre che essere un collega assolutamente esperto. Grazie Gigi. Grazie Siro, un onore per me essere coinvolto in questa serata. Signore e signori, buonasera. Abbiamo autorevoli ospiti. Ringrazio anch'io l'assessore per la sua presenza, perché rinforza moltissimo il tema di questa serata, un tema trasversale. L'intelligenza artificiale in realtà attraversa un po' tutto il sapere del momento, ne parlano i giornali, ne parla la televisione, non c'è giornata in cui non si parli di questo, nei vari versanti si fa dall'economia alle realtà produttive, alla sanità e quindi mi pare giusto affrontare con relatori di questa levatura l'argomento. Io rappresento semplicemente me stesso, nel senso gioco in casa, sono un quadripese, ho sempre fatto il medico. Appartengo però alla Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie, è l'unica società scientifica italiana di medicina generale. La prossima settimana
A Firenze ci sarà il congresso nazionale e ci andrò sicuramente perché ho dei ruoli nel segretariato scientifico, ma quello che più mi preme è che ci sono già 3.000 medici iscritti e il 65% di loro ha meno di 40 anni. Quindi è vero che ci sono delle criticità, c'è carenza di medici, queste criticità però non sono regionali, sono strutturali, sono a livello nazionale, ma quando ci sono delle criticità abbiamo anche le più grandi opportunità di cambiamento. L'importante è avere una visione ed essere protagonisti di una programmazione che non guardi al presente ma guardi leggermente più in là. A voi cittadini mi rivolgo dicendo che mi sono sempre occupato di promozione della salute e di prevenzione dal 2002 al 2015, prima di prendere la direzione del distretto sanitario di Udine, ero responsabile nazionale dell'area prevenzione della Società Italiana di Medicina Generale, ho attraversato l'Italia in vari convegni, ho seguito delle progettualità e mi preme ricordare un articolo dell'Lancet degli anni 80 ancora, che diceva come l'organizzazione dei servizi sanitari incide solo per il 20% nella salute delle persone. Quello che incide veramente sulla salute in più e non è solo il patrimonio ereditario che incide sul 15%, ma lo stile di vita, quello che scegliamo di fare ogni giorno. Quindi l'invito anche del signor Sindaco alla responsabilità del cittadino mi trova molto consono. Cioè, effettivamente ci vuole una grande alleanza tra servizi sanitari e cittadinanza verso un'acquisizione di responsabilità a priori, un riorientamento della domanda e conseguentemente una modulazione dell'offerta su nuovi bisogni. Ho 42 anni di laurea. Se quando mi sono laureato all'esame di Stato avessi detto che l'ulcera si curava con gli antibiotici o lo scompenso cardiaco con i beta bloccanti, mi avrebbero buttato fuori, vero Valentino? E invece è proprio così. Non esisteva l'epatite non A non B, perché non conoscevamo l'epatite C. Se avessimo detto che l'epatite C si curava con gli antivirali e si guariva, ci avrebbero preso per pazzi. Eppure è così. Sono passati 42 anni, siamo riusciti a resistere anche alla pandemia Covid, quindi qualcosa di buono c'è. Rapidamente i relatori, non voglio dilungarmi. Ciro Carniello, ti sei definito un amico e questo già mi onora. Presidente di Credima, Società di Mutuo Soccorso di Banca 360, FVG, ma soprattutto grande medico, un reumatologo soprattutto di mia fiducia, quante consulenze, grazie, e già direttore del Dipartimento di Medicina Interna dell'azienda Friuli Occidentale. Roberto Siagri invece è un imprenditore scienziato, laureato in fisica all'Università degli Studi di Trieste, con una trentennale esperienza nel settore dell'high tech e della digitalizzazione dei processi manifatturieri. È stato tra i fondatori di Eurotech, che ha guidato nel percorso di crescita fino alla quotazione alla Borsa di Milano e all'espansione internazionale, e dopo l'esperienza in Eurotech fonda Rotonium, azienda di computer quantistici con processore fotonico. Dal 2020 è presidente di Carnia Industrial Park, agenzia di sviluppo locale per la valorizzazione della vocazione manifatturiera dell'intero comprensorio montano della Carnia. Stringo perché voglio lasciare cosa agli altri. Fabio Turchini, laureato invece in filosofia, ma personalità poliedrica con molti interessi. Abbiamo condiviso da poco ricordi di una prima esperienza nella psichiatria triestina e soprattutto sull'inclusione sociale che questa ha comportato in quegli anni, parlo degli anni '80, docente presso il Politecnico di Milano nel master universitario Interior Retail Design and Management, autore affermato di teatro d'impresa, che poi magari spieghi perché non è a tutti noto, e poi curatore scientifico di Diete Mediterranee e presidente di Europragma. Mi fermerei qua, ringraziando ancora l'assessore Riccardi della sua presenza, che ci onora, e ricordando di non aver fretta di andare via, perché alla fine ci sarà un piccolo momento conviviale. Ciro Carniello. Allora, ho parlato prima di come è cambiata l'organizzazione dei sistemi sanitari, di come ci sia stata un'importante transizione demografica ed epidemiologica, non si sa se arriva prima quella epidemiologica e poi quella demografica, di come sia cambiato il modello di cura da un rapporto duale in cui c'era il medico
sopra una cattedra con piedistallo e un paziente che gli stava di molto inferiore e poteva solo accettare quello che gli veniva detto, a un rapporto che non è più duale, perché le cure sono passate dal rapporto medico-paziente alla presa in carico in team. Ormai si parla anche per gli alti livelli di sanità di presa in carico multiprofessionale. Ecco, a te la parola per spiegarci come le criticità diventano un momento di cambiamento. Grazie Gigi, capite facilmente per chi mi conosce perché ho scelto Gigi Canciani, al di là dell'amicizia e della sua esperienza di medico, ma sentite che il pensiero è un po' quello che guardo i miei consiglieri del CDA di Credima, sentite ripetutamente enunciato da Siro Carniello. Se Alessandro mi dà la prima diapositiva, ecco. Allora, innanzitutto anch'io mi unisco ai ringraziamenti, ma non voglio perdere tempo, è veramente per noi un onore, Assessore, averla qui fin dall'inizio di questa tavola rotonda. Vai avanti, Alessandro. Ecco, che cosa rapidissimamente, proprio veramente quasi per punti elenco, abbiamo imparato dalla pandemia. Questo è un documento che ho in qualche modo sintetizzato da, secondo me, una bellissima rivista di politiche sociali. Vedete, il momento sociale non può essere dissociato da quello sanitario, cosa che ahimè continua a mantenersi purtroppo. E avete visto, lo ricordate, il rapporto Stato-Regioni è stato diverso dalle varie regioni, chi in fondo aveva già una cultura, diciamo così, territoriale forse ha fatto un po' meglio, altri hanno fatto un po' peggio perché magari hanno concentrato gli interventi nel livello ospedaliero, però senza ombra di dubbio tutti quanti hanno confermato questa debolezza dell'assistenza territoriale, della medicina territoriale. Devo dire la verità che per chi da tanti anni, come il sottoscritto, ma anche Gigi sicuramente, ha lavorato in ambito sanitario, queste deficienze, questi momenti insomma, di asimmetria tra ospedale e territorio li conoscevamo perfettamente, quindi diciamo che la pandemia li ha ulteriormente messi in evidenza e ha reso improcrastinabile la necessità di porre rimedio. Vedete l'ospedalocentrismo della sanità italiana, vero fino a un certo punto, comunque in ogni caso forse questa mentalità del cittadino guarda all'ospedale, ma perché? Perché forse non abbiamo saputo negli anni costruire e compensare un investimento sul fronte territoriale adeguato, ma ecco che oggi ci viene in aiuto, speriamo, Assessore, il decreto ministeriale 77 che rivede e ripensa un po' quell'organizzazione. Il nodo del personale sanitario non lo citiamo, non è argomento della serata, ma è certamente il momento più critico che oggi la sanità vive. Ecco perché io credo l'importanza proprio che il cittadino non vada a supplire, chiaramente non ha le competenze, non ha quel percorso di formazione evidentemente, ma il cittadino può fare molto di più di quello che normalmente ritiene. Un cittadino abituato a una logica prestazionale, a una logica di consumo sanitario, deve un po' cambiare il paradigma del pensiero. Ed è quello che rapidamente cercherò di illustrarvi. Andiamo avanti, altrimenti poi vi faccio bene. Ecco, anche questo è un bel documento, sempre, vedete, ho sempre preso gli spunti e questo lo dico e lo sottolineo proprio per l'importanza che sanitario e sociale si mettano insieme. Se guardate i determinanti di salute, l'ha già detto prima Gigi, è la presenza del sanitario, quel momento lì vale il 10-20% più o meno, tutto il resto sono altre cose. Comunque, che cosa è accaduto con la pandemia e che cosa si è capito? Vedete la centralità del territorio e della comunità, vedete quella in una logica di prossimità delle cure, il concetto di prossimità oggi è davvero molto sottolineato e noi cerchiamo disperatamente di trovare risposte in questo senso, cosa non semplice, ma la direzione è senza dubbio quella. Integrarsi con l'ospedale è una vecchia storia, ci abbiamo provato e forse continuiamo a farlo da sempre, direi, però ecco vedete qui, e qui guardo Roberto Siagri, l'innovazione digitale in qualche modo ha cominciato a fare capolino, già si lavorava evidentemente in ambienti, però in fondo la popolazione, la cittadinanza non aveva quella consapevolezza, ma pian pianino invece si è cominciato a guardare in quella direzione quale strumento di miglioramento della qualità delle cure e della governance sanitaria. Sul nodo del personale abbiamo già detto, avanti Alessandro, ecco. Su questo aspetto qui anch'io sottolineo quello che è già stato preannunciato, quello che è stato anticipato. Vedete, questo è il titolo dell'Lancet, anch'io cito una delle riviste più importanti nel mondo sanitario, dove ancora nel 2005, quindi già un po' di anni fa, si parlava di questa pandemia, di questa epidemia trascurata. Ecco, questa è una mia vecchia diapositiva, io ho fatto un'esperienza assessorile a Sacile nel tentativo, Assessore, di riconvertire quella realtà da ospedale per acuti a un qualcosa di diverso, che in qualche modo andasse incontro al cittadino e garantisse al cittadino risposte di prossimità non intensive, perché non era quella la sede corretta, e sappiamo bene che siamo ancora in quel percorso non definito, non finito, tant'è vero quando leggo sul giornale che si aspetta che in fondo anche a Sacile si riapra il pronto soccorso sulle 24 ore, direi che c'è qualcosa che non va. Avanti Alessandro. Ecco, questo è un bel istogramma che vi dice a colpo d'occhio, preso naturalmente
scusate, preso da Our World in Data, che è appunto un database ed è soprattutto diciamo così, una realtà estremamente importante e autorevole, che soprattutto è sostenuta da studiosi della Oxford University, che vi dice la mortalità nel mondo. Guardate solo questo dato qui, vedete la dimensione del quadrato, del rettangolo, scusatemi, del rettangolo vi dà la dimensione proprio dell'impatto epidemiologico di questa mortalità, e guardate di che cosa soprattutto si muore. Se tenete conto di questo quadratino piccolino qui, rettangolino piccolo, quelli sono i morti in guerra, che oggi purtroppo ci accompagna quotidianamente già da troppo tempo, e vedete che le differenze sono straordinariamente importanti. Quindi è qui che dobbiamo andare a lavorare per cercare di cambiare. Andiamo avanti, Alessandro, veloce, ecco. Quindi la cronicità rappresenta oggi una condizione di malattia che è proprio il modello emergente. Il cittadino è cresciuto col modello ospedaliero, se volete, ma è il modello della patologia acuta. Nessuno è incerto su che cosa fare. Mi auguro, se in questo momento a me cadesse il microfono, capito? Quindi la prima cosa è allertare, sì, speriamo di no, è allertare naturalmente il servizio d'urgenza e emergenza, poi anche lì ci sono alcune cose da dire, ma insomma sapete più o meno cosa vuol dire, qual è l'obiettivo di un malato che cade a terra in arresto, quel che è, naturalmente, è la corsa veloce al centro ospedaliero più vicino e all'intervento naturalmente sul territorio con naturalmente attrezzature e soprattutto personale competente. Però ecco, vedete, il messaggio che voglio passarvi è che le malattie croniche oggi, queste qua, cardiopatie, malattie cerebrovascolari, quindi cardio-cerebrovascolari, cancro, malattie reumatiche e così via, sono l'80% di tutte le malattie, ma soprattutto, guardate qui, il 70-80% delle risorse sanitarie viene assorbito dalle malattie croniche. Il 70-80% vuol dire i farmaci, vuol dire i ricoveri, vuol dire la riabilitazione e via dicendo. Capito? Questo è un messaggio forte che molto spesso si dimentica, perché abbiamo un pensiero che si è, per così dire, come si può dire, costruito e cristallizzato in logiche di un tempo. Queste, vedete, tutte le diapositive hanno la loro derivazione, quindi sono tracciate e di conseguenza potete eventualmente recuperare il dato. Andiamo avanti, sto quasi per chiudere. Allora, circa il 40%, questo è il dato Istat recentissimo, il più recente del 2021, pubblicato nel 2022, vedete nell'annuario statistico, il 40% degli italiani presi complessivamente ha una patologia cronica. Se voi andate avanti con l'età, voi trovate che di questa patologia cronica soffre il 51% dopo i 55-60 anni e addirittura arriviamo negli ultra 75 anni all'85%. Quindi è la cronicità il problema che dobbiamo in qualche modo cercare di risolvere. Andiamo avanti Alessandro. Ecco. Però cos'è che non funziona? Cos'è che non va? Non va questo. Vedete, il modello di gestione rimane lo stesso, quello dell'acuto. Cioè vuol dire che il cittadino è sempre in una posizione di passività, l'ha già detto Gigi prima, ma è proprio così. Vedete, l'approccio delle malattie croniche è una semplice replica degli abituali modelli di gestione della malattia acuta, quindi farmaci e istituzionalizzazione. Si è perso, forse non si conosce, non si tiene conto sufficientemente dell'importanza invece dell'intervento preventivo e proattivo. Avanti, sto quasi finendo. Quindi vedete che cosa chiama raccolta Carniello? Perché proprio ne ho fatto un mantra, vedete, io sono presidente di Credima, questa società di mutuo soccorso che non è per sostenere, visto che qui sono in presenza di autorità della banca, ma perché credo profondamente che questo approccio dove il cittadino è davvero ingaggiato e coinvolto e reso responsabile, l'ha detto anche il sindaco prima, quella è la strada di gran lunga più giusta. Vedete, la valorizzazione proprio del ruolo attivo e centrale del cittadino e quindi della comunità, non un cittadino che consuma, non un cittadino consumatore di prestazioni, ma un cittadino promotore di salute, nella convinzione che effettivamente ha molte armi per poterlo fare. Andiamo avanti, Alessandro. Ecco, questo è il modello che noi cerchiamo di promuovere. Vedete, siamo partiti, ma è ancora oggi ampiamente diffuso, un modello proprio tipicamente biomedico, il focus è sulla malattia, ci siamo un po' spostati pian pianino verso un modello biopsicosociale, focus è sul paziente, sulla gestione della cura nel contesto sociosanitario, ma rimane sempre in quel contesto. Noi vorremmo invece andare, e qui guardo invece le autorità amministrative, gli assessori, il sindaco, eccetera, verso un modello che invece coinvolga il cittadino e la comunità con un focus sulla persona e sulla gestione, vedete, leggo testualmente, della salute in un contesto comunitario. Avanti ancora, ecco, questa è un po' la stessa identica cosa, quello che volevo dire, ed è l'assist, qua guardo di nuovo Roberto, l'assist che volevo dare appunto all'amico Roberto Siagri, cioè oggi come oggi, questo contesto che vede costi assolutamente non più sostenibili per un modello che continua a reiterarsi e non cambia, credo
l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione in generale può costituire una risorsa importante, sempre naturalmente che l'utilizzo sia appropriato e via dicendo, con tutte le caratteristiche che molto meglio di me dirà poi l'amico Fabio Turchini. Quindi la logica è questa: cronicità, modello emergente di malattia, costi insostenibili si può dire, ma possibilità anche di recuperare molte risorse con il coinvolgimento responsabile del cittadino. In questo senso probabilmente proprio l'intelligenza artificiale e il processo di digitalizzazione può darci una mano. Se è così lo spero, ma ce lo dirà tra breve l'amico Roberto Siagri. Grazie, ho finito. Ecco, di fatto Siro, oltre alla relazione, ha già fatto anche la domanda, Roberto, cioè come digitalizzazione. E lì il Covid ci ha insegnato tanto, perché capita che adesso, grazie alle necessità, le persone siano diventate molto più digitali di una volta, sul fascicolo sanitario elettronico, sul portale Sesamo, quant'altro, ma digitalizzazione e intelligenza artificiale possono aiutare e incrementare la partecipazione del cittadino alla gestione della salute? Vai, proviamo a vedere. Ma io credo di sì, ve lo dico già subito che è così. Faccio una carrellata da 40 anni fa, quando eravamo piccoli, no? Perché vorrei che teneste la mente aperta e non rimanere fermi a quella volta, perché questo era il nostro mondo degli anni 70, era sta roba qua. Questa era la massima aspirazione che noi potevamo, almeno noi che di umili origini, il papà comprava Conoscere a rate e io ero lì che aspettavo che mi arrivasse ogni mese Conoscere. Ecco, però vorrei che affrontassimo sta roba con la mente aperta, perché da quella volta ad oggi è successo una roba che vedrete, allacciatevi la cintura di sicurezza che andiamo a vederlo. Tra l'altro mi ricordo che il mio sogno era la T58, avere quella calcolatrice lì, programmabile, era la prima calcolatrice programmabile, non potevo permettermi la Hewlett Packard, che era la fascia più di quelli, più da ingegneri, più da ricchi, questa qui era più popolare, e riuscii anche a avere questa, con tutti gli oggetti che avevo a casa, ma per me era già una cosa incredibile avere tutti questi oggetti qua. Poi arriviamo agli anni 80, siamo all'università, e si potevano solo guardare queste cose, arriva il registratore digitale, $4.400 di quei tempi, arriva la telecamera, $1.100 di quei tempi, arriva il videoregistratore, $1.500 di quei tempi, arriva la videoconferenza, $250.000, arriva il GPS, $119.000 e arriva anche la fotocamera, $2.435. Oh, e poi anche l'enciclopedia sul CD, $1.400 di quei tempi, cioè un signore di quei tempi doveva avere $378.000 per avere questa roba qua. E siamo arrivati agli anni 80, 70, siamo agli 80. Cosa succede poi? Improvvisamente tutta questa roba qua, in pochissimi anni, si rimpicciolisce. Quelli $400.000 mal contati sarebbero oggi 1.100.000. Per fortuna c'è stata una deflazione, questa volta positiva. Oh, e quella roba lì è costata $360. Tutta questa roba qua è 300. In più ci hanno regalato $45 milioni di calcolatore, perché il calcolatore che sta lì dentro, negli anni 80, sarebbe costato qualcosa come $12 milioni. In quegli anni c'era questo calcolatore qua, il Cray 1, che era un sogno, ne hanno fatto una trentina di esemplari al mondo. Faceva 1,9 miliardi di operazioni con la virgola al secondo. Un vostro telefono in tasca fa 19 miliardi di operazioni con la virgola al secondo. Per cui questo è quello che è successo da quella volta. Allora, è chiaro che qualcosa sta cambiando e non stiamo ancora parlando di AI, stiamo solo parlando di calcolo e di comunicazione. Non so se chi ha presente il primo, non c'è l'audio, immaginavo che non c'era l'audio. Allenarmi. Se sentite? Qui non mi conosce nessuno, staremo tranquilli. Questo qui è il primo film Creed che è di fatto con questo figlio del pugile che con su Rocky loro si battevano insieme e chiede a Sylvester Stallone, a Rocky, se lo allena. Generazione boomer, lui, la mia generazione, generazione millennial di qua. Non molli, tu sei più duro di un martello. Porca miseria.
così vedete il confronto tra due generazioni. D'accordo. Ti darò gli esercizi. E nient'altro. Intesi? Va bene. Allora, 5 riprese di corda veloce. 3 riprese con ognuno dei sacchi. Però col sacco pesante non forzare troppo i colpi perché potresti farti male. È importante anche usare le gambe, chiaro? Poi 5 riprese di vuoto. Di vuoto. Sì, box con l'ombra. Con l'ombra. Ecco fatto. Contento? Sì. Allora, tieni Ah, perfetto. e tanti auguri. Ecco qua. Reggi un secondo. Grazie mille. Aspetta, non lo vuoi? Ce l'ho qui. E se lo perdi o ti si rompe? È già sulla nuvola. Quale nuvola? Che nuvola? Quale nuvola? Che nuvola? Cos'è successo poi? Oltre a questa potenza di calcolo che abbiamo in tasca, è successa un'altra cosa, che questo oggetto, che è già una roba potentissima, comunica con la nuvola. Ma cos'è la nuvola? Andiamo a vedere cosa c'è dietro la nuvola. Ci sono enormi data center che raggiungiamo con il 4G e col 5G e con cui possiamo ulteriormente accelerare tutte le cose che stiamo facendo sul cellulare. Praticamente è come se noi ci portassimo dentro nel cellulare tutta quella roba lì. E tra l'altro che paghiamo soltanto quando la usiamo e non perché è lì, per cui paghiamo l'uso, solo l'uso. Insomma, questo ha cambiato tutto, perché adesso tutti gli oggetti ormai sono digitali, tutti comunicano con la nuvola e i dati stanno diventando veramente la base di tutto. Anzi, si potrebbe dire che da cercatori di cibo siamo diventati cercatori di dati. Ormai siamo sempre lì, siamo a cercare dati. Sarebbe importante che anche da consumatori di cose diventassimo utilizzatori di cose, ma non è questa sera la sera per parlare di questo. Cosa succede? Che allora stiamo creando un altro mondo, stiamo popolando questo mondo digitale, lo stiamo popolando con le copie degli oggetti fisici. Gli oggetti reali cominciano ad avere un gemello digitale dall'altra parte che ha un vantaggio enorme, si ricorda esattamente tutto il suo passato. Noi come umani tendiamo a dimenticarci tutto del nostro passato, ricordiamo quello che vogliamo ricordare in realtà. Invece così tutti gli oggetti cominciano ad avere una replica digitale con tutta la storia. E questo è il cambio importante di paradigma. Se non avessimo tutta la storia di quegli oggetti lì, l'intelligenza artificiale non potrebbero funzionare. E dopo andiamo a vedere perché. Allora, tutto si sta, quando si parla di smart city, quando si parla di smart land, cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo reale si sta creando una copia identica dentro il mondo digitale, che chiamiamo in questo momento cyberspace, ciberspazio, ma poi vedremo. Allora, tutti gli oggetti comunicano tramite l'infrastruttura di internet, creano una copia nel mondo digitale. Questa copia digitale ci permette di avere una visione amplificata del mondo reale, per cui è un super mondo. Lì dentro c'è un mondo potenziato rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, perché noi siamo limitati dai 5 sensi e comunque anche dal fatto che siamo in un unico posto e non siamo ubiqui. Questo qui sta cambiando la sanità, perché adesso quei sensori che sono grandi diventano sempre più piccoli e possiamo cominciare a leggere i segnali fisici e i segnali chimici del corpo. Adesso ci sono tantissimi oggetti che possiamo mettere addosso per misurare quasi tutti i parametri. Questi, di nuovo, collegati con lo smartphone, e lo smartphone parla con la nuvola e lì c'è la nuvola. Cosa c'è dietro la nuvola? Di nuovo, a questo punto abbiamo i data center, abbiamo persone che possono parlare con noi, possono avvisare i nostri familiari di un problema, possono avvisare dei medici che c'è qualcosa di critico che sta arrivando e può arrivare anche un'ambulanza. Per cui se noi quando indosseremo tutti questi oggetti avremo praticamente queste cose che possono essere automatizzate. È chiaro che se mettiamo però degli uomini a gestire tutta questa cosa, il rischio è che non ce la facciamo. Se però mettiamo l'intelligenza artificiale, questa può accelerare o migliorare le prestazioni senza eliminare le persone, ma facendo sì che una persona, al posto di gestire
10 ne gestisca 100, riducendo chiaramente l'impatto sui costi della sanità. Per cui il tema di base è che posso fare meglio, non perdo posti di lavoro e gestisco molte più persone. Quante volte ci vengono a dire ma sono pieno di cose da fare e non ce la faccio? Ecco, con l'intelligenza artificiale quella persona è sgravata, e lo vedremo fra un po', di tantissime cose che demanda all'intelligenza artificiale e tiene solo le cose più importanti, quelle più urgenti. Allora abbiamo visto una cosa, abbiamo visto i gemelli digitali, sta venendo fuori che c'è anche un gemello digitale di noi là dentro, per cui abbiamo un gemello digitale anche della persona. E questo per la telemedicina è importantissimo, per la prevenzione è importantissimo, per la cura delle robe croniche è importantissimo, perché è l'unica strategia l'unica strada per abbattere drasticamente i costi che altrimenti diventerebbero impossibili da sostenere. Se vogliamo democratizzare l'accesso alle cure, ovviamente, se vogliamo ottenere un mondo di serie A, un mondo di serie B, invece si può sempre fare, ma se vogliamo andare verso una democratizzazione dell'accesso ai vari servizi, ecco, questa è la strada. Allora, perché vi parlavo del tempo? Allora, ve lo faccio con un esempio industriale. Triade temporale. Io ho una pala eolica, leggo tutti questi dati fanno sì che riesco a portare dentro questa nuvola il passato della pala eolica, il presente della pala eolica. Se ho il passato e il presente, riesco a fare delle simulazioni di predizione di futuro e riesco a capire un po' di futuro. Non chiaramente il futuro fra 2 anni, ma il futuro fra mezz'ora, il futuro fra un'ora, il futuro fra 5 ore, lo posso capire. Capite che già per un malato di cuore, sapere che tu fra 2 ore potresti avere un problema diventa la vita o la morte, anche perché, come sai, lo spiego ai medici, una volta che ti è successo, anche se ti salvano, la tua come si dice, aspettativa di vita crolla drasticamente. Per cui il tempo di intervento è fondamentale. A questo punto io riesco ad avere il passato, quello che chiamiamo il senno di poi, riesco ad avere il presente, l'intuizione, intuisco che ci sta succedendo qualcosa e ho la lungimiranza, riesco a capire che devo fare qualche cosa. Questo nel settore industriale lo posso fare grazie all'internet delle cose, questa possibilità di connettere, sensorizzare, mettere tanti più sensori sulle cose e l'intelligenza artificiale che mi elabora questa montagna di dati. Guardate questo progetto qua, questo qui è del Politecnico di Milano, guidato da un matematico, Alcio Quarteroni, si chiama YEARTH, hanno fatto il cuore, il gemello digitale del cuore. Praticamente stanno creando, sono 80 equazioni matematiche che vanno messe lì, e creano un gemello digitale del cuore che è parametrizzabile sui dati del paziente, per cui questo qui è un cuore generale, in funzione dei dati del paziente diventa il cuore di quella persona. Se io comincio ad avere un gemello digitale, posso fare un'altra cosa. A questo punto ho tutti questi sensori mi producono i dati, ho il presente, ho i dati presenti della persona, ho tutta la storia passata di come si è comportato, perché i sensori mi hanno detto tutto quanto. Sono in grado di modellare con il modello matematico cosa potrà succedere e di conseguenza sono in grado di fare una previsione di futuro del paziente. Stiamo parlando di futuro a breve. Il futuro a breve sulle malattie cardiache è quello che conta, no? Serve prevedere a 10 anni, l'importante è prevedere fra un'ora, mezz'ora il tempo che possa arrivare qualcuno. Allora, questa cosa che si fanno nel mondo industriale, che si facevano da tempo nel mondo industriale, con la riduzione dei costi, con il crollo dei costi, con la riduzione delle dimensioni, si possono cominciare a fare anche per le persone. Però tutte queste cose, vista la quantità di dati che abbiamo, ripeto, senza l'intelligenza artificiale non si fa. L'altra parola, metaverso, che si sente parlare adesso. Ma cos'è sto metaverso? In realtà è quello spazio lì popolato dai gemelli digitali. Il mondo in cui vivono i gemelli digitali lo chiamiamo metaverso ed è un mondo in cui possiamo entrare noi tramite strumenti a realtà aumentata o realtà virtuale e gli oggetti ci parlano da posti remoti, per cui posso vedere un oggetto anche, un suo comportamento anche da lontano, per cui ho il mondo reale, ho la replica digitale, ho il mondo digitale. A questo punto questo mondo digitale mi torna fuori e mi fa vedere in maniera amplificata la mia pala eolica, potrebbe farmela vedere dal punto di vista delle distorsioni meccaniche, dello stress meccanico che ha, me la potrebbe far vedere dal punto di vista delle temperature, cioè cose che io umano con i miei sensi non vedo. E lo stesso dall'altra parte nel mondo digitale potrei simulare l'arrivo di una grandissima tempesta e con tanto vento e capire se quella pala eolica lì cade o non cade o se sta in piedi.
Lo stesso ragionamento a questo punto lo posso fare nel mondo reale. Ho la persona sensorizzata, quei sensori, che crea il gemello digitale nel metaverso. A questo punto il medico ha a disposizione il gemello digitale, per cui mentre tu cammini per strada lui sa che cosa tu non lo sai, ma lui lo sa, cosa ti sta succedendo, e di conseguenza ci sono tutte le capacità di prevedere, prevenire o analizzare il futuro di te dentro lo spazio a realtà aumentata, dentro lo spazio di realtà virtuale. Insomma, però questa cosa qui ha una contropartita che produce tonnellate di dati, tonnellate, io dico tonnellate, sono quel numero che si chiama zettabyte, poi vediamo fra un attimo cosa sono i zettabyte. È 1 triliardo di byte o 1000 miliardi di byte. Guardate, nel 2010 ne producevamo 1 o 2 all'anno di queste quantità, adesso ne produciamo al mese circa. Ogni mese e mezzo, produciamo tutti i dati che si producevano nel 2010 in un anno. Questo è il ritmo e continuerà a crescere. E vedete, di questi 175 zettabyte, 90 zettabyte sono prodotti da questi sensori, per cui la maggior parte di questi dati sarà tutta prodotta da sensori. Sì, poi che ogni 2 giorni, che lo si capisce da qui, nel 2005 chiaramente si produceva niente, cioè non c'erano dati, visto che ogni 2 giorni creiamo tutti i dati che gli umani hanno creato dall'inizio dei tempi fino al 2005. Questa è la quantità di dati che stiamo producendo. 1 zettabyte cos'è? Sono 220 miliardi di DVD, quelli non ad alta densità, sono con 3 zettabyte di DVD, se li impilate arrivate da qua alla Luna. Per cui praticamente ogni 2 mesi noi produciamo una quantità di dati che, se messa nei DVD, arriveremo fino alla Luna. Questo vi dà l'idea di che mole di dati produciamo. Di conseguenza non abbiamo alternative, non riusciamo come umani a gestire sta roba qua. Per cui dobbiamo mettersela in cuore in pace, anche quelli che pensano che sia inevitabile. Non è inevitabile, che si possa evitare, è inevitabile. Le AI è inevitabile. Ma soprattutto, lo vedremo fra un attimo, è una necessità, perché se non riesco a gestire questa mole di dati, io non riesco ad avere un vero vantaggio. Sta di fatto che il dibattito c'è, perché poi anche la copertina dell'Economist di questa primavera è un angelo o è un demone? Ma se volete, è la solita storia del coltello. Una volta nel Medioevo si usava per accoltellare le persone, oggi si usa più per tagliare il salame e il formaggio. Tutte le cose hanno sempre un doppio taglio, è un problema poi di educazione, di cultura e di imparare a fare bene le cose. Però senza le AI non ne saltiamo fuori, per cui dobbiamo in qualche maniera non ostacolarla e dobbiamo cercare di capire come renderla sempre di più al nostro servizio, sempre più amica. D'altra parte, se l'abbiamo sotto gli occhi continuamente, noi non ce ne diamo forse conto, tutti questi oggetti qui, telecamere intelligenti a casa, il robottino che pulisce a casa, il robottino che taglia l'erba, il termostato intelligente, Alexa, l'altra scatola di Google anziché quella di Apple o un visore, sono tutti pilotati dalle AI. Fra poco lo troveremo anche nei bar come che porteranno in giro le comande, per cui le AI ce le abbiamo già, non è che non ci sia. E vi faccio vedere, questo è prima in inglese, poi vi faccio vedere una roba in italiano. I am a visionary, exploring a universe of data to sharpen our view of the most distant galaxies, and studying black holes to help prove Einstein's theory of gravitational waves. I am a healer, giving doctors the power to turn mountains of data into life-saving breakthroughs, identifying diseases like leukemia from a simple drop of blood, even in our own homes, and finding new ways to bring cures to market faster. I am a protector, keeping our oceans safe from invasive species, and helping our crops flourish while minimizing pesticides. I am a helper, assisting customers in stores and the disabled in their homes.
am a navigator, mapping our world 1 millimeter at a time, and making even the largest self-driving vehicles safer for the long haul. I am a creator, learning to paint from the masters and applying their styles to create original works of art. I am a teacher, analyzing 500,000 player moves every game to identify strengths and weaknesses. And a learner, discovering new strategies from complex games. I am even the composer of the music you're hearing. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Ecco, non sappiamo l'inglese, prendiamo uno di questi tool di AI, buttiamo dentro il filmato e questo è quello che ci viene fuori. Non è perfetto, lo scoprirete, ma si può aggiustare, non l'ho aggiustato apposta, adesso lo vedete in italiano. Ed è un lavoro. Sono un visionario. Esplorare un universo di dati per affinare la nostra visione delle galassie più lontane. E studiare i buchi neri per contribuire a dimostrare la teoria di Einstein sulle onde gravitazionali. Sono un guaritore. Dare ai medici il potere di trasformare montagne di dati in scoperte salvavita. Identificare malattie come la leucemia da una semplice goccia di sangue. Anche nelle nostre case. E trovare nuovi modi per immettere più velocemente sul mercato le cure. Sono un protettore. Mantenere i nostri oceani al sicuro dalle specie invasive. E aiutare le nostre colture a prosperare riducendo al minimo i pesticidi. Sono un aiutante. Assistenza ai clienti nei negozi. E i disabili nelle loro case. Sono un navigatore che mappa il nostro mondo 1 millimetro alla volta. E rendere più sicuro anche il più grande veicolo a guida autonoma per il lungo periodo. Sono un creatore. Imparare a dipingere dai maestri. E applicando i loro stili per creare opere d'arte originali. Sono un insegnante. Analizzare 500.000 di mosse dei giocatori in ogni partita per identificare i punti di forza e di debolezza. E un discente. Scoprire nuove strategie da giochi complessi. Sono persino il compositore della musica che state ascoltando. Sono l'intelligenza artificiale portata in vita da NVIDIA, dal deep learning e da menti brillanti di tutto il mondo. Ha sbagliato gli infiniti perché non ha messo il per, non ha messo, perché è difficile per lui capire. Per questo non tutti i software, qualcuno che lo capisce. Poi ha usato altri 2 termini non corretti, però se andate nel tool e avete tempo, questo l'ho fatto in 5 minuti, vi fa vedere tutto il tracciato, voi potete cambiare le parole e ricompilate. Per cui praticamente anche si riducono le distanze tra persone con questi strumenti, si ridurranno sempre di più. Comunque, noi abbiamo paura di cosa? Questa qui è l'intelligenza artificiale. Sono tantissime moltiplicazioni e somme. La matematica che è questa qua. Sì, sono tantissime robe. Per cui la situazione normale però è cambiato tutto. Ma perché allora possiamo definire queste equazioni male o bene? Non lo so, non credo. Sono equazioni, sono tante somme e moltiplicazioni. Tra l'altro, quello che si sta usando adesso, perché è da 50 anni che si sta lavorando su sta roba,
probabilmente sarebbe giusto dire 70 anni, perché dagli anni 50, per cui è dagli anni 50 dello scorso secolo che si lavora sull'intelligenza artificiale, solo sapete perché ne parliamo adesso? Perché si è democratizzata, perché arriva sulle case di tutti quanti. Dentro le aziende l'hanno sempre usata, si è sempre usata, solo che rimaneva per pochi. Gli algoritmi che hanno fatto cambiare un po' il punto di vista sono nati nel 2017, cioè questi nuovi algoritmi che si chiamano LLM, Large Language Model, modelli di linguaggio a grande dimensione, o GPT, che sono Generative Pre-trained Transformer, questi altri algoritmi che derivano dagli studi fatti già negli anni 50 dello scorso secolo, sono stati così sviluppati 70 anni che sono diventati poi, stanno in qualche maniera dandoci queste opportunità. Tra l'altro il primo nodo, diciamo, importante, avere un'intelligenza artificiale di tipo reattiva, è un qualche cosa che ci è voluto l'inizio di questo secolo per averla, e l'aveva fatta IBM con questa capacità di quello che si chiama pattern matching, riconoscere dei pattern, riconoscere delle immagini, delle situazioni. Dopodiché nel quasi 2017 credo, arriva Google con questo nuovo modello di AI che riesce ad avere sia la memoria e sia capacità di analisi, e adesso siamo arrivati a questa. Siamo arrivati a una roba che ragiona. È ancora una cognizione ristretta, ma adesso si può applicare in tantissime situazioni. E l'idea è che il tipo 4 sarà la piena consapevolezza. Quando arriverà sta roba? Abbiamo detto, intorno al 2010 ci sono voluti quasi 60 anni per arrivare a fare una intelligenza di tipo reattiva. Nel 2017, pensate il progresso rapidissimo che c'è stato. In 7 anni si arriva a una intelligenza che apprende. Nel 2023, oggi, siamo a una cooperazione tra umani ed AI. La mia stima è che dal 2027 al 2030 ci sarà la consapevolezza di sé, per cui l'intelligenza si renderà conto di che cos'è. Allora, tutta questa esplosione nasce con ChatGPT. Perché? ChatGPT è un'azienda che nasce intorno al 2016-2017, proprio quando nascono questi nuovi algoritmi, e tra l'altro esplode quando fa ChatGPT, per cui 5-6 anni da quando era stata fondata. Elon Musk dice bisogna bloccare tutto, poi vediamo il furbacchione. E in realtà altri americani dicono no, non possiamo fermarla perché sennò diamo un vantaggio agli altri, perché non si può più fermare sta roba, perché non tutti si fermeranno, non possiamo fermare tutto il pianeta. Per cui dice l'ex CEO di Google, Eric Schmidt, dice sì, così diamo solo un grande vantaggio ai cinesi. E tra l'altro il signor Elon Musk, che voleva bloccarla, è uscito con Grok, che è la sua intelligenza artificiale. Insomma, non si può star fuori da questa partita. ChatGPT passa gli esami di legge, per cui può essere un avvocato in America, nel senso che passa gli esami, in questo caso sono articoli americani, e come tutti gli esami della business school, perché passa gli esami dell'MBA, della Wharton. Inoltre passa gli esami anche di medico, cioè se tu fai fare i test che fai fare a un medico, glielo fai fare a ChatGPT, lei li passa. E passa anche i test di microbiologia. Cosa? No, non credo di aver terminato, no. Passa anche tutta la parte di intervista per diventare un dipendente di Google per lo sviluppo del codice, e oltre a tanti altri esami. Insomma, è una cosa che sta cambiando completamente il pianeta. E come dice anche Bill Gates, sta cambiando il nostro mondo, ma non ci farà perdere i posti di lavoro. Però bisogna cambiare il modo con cui si lavora, quello sì. Guardate, questo è successo dal dicembre del 2022 ad adesso, a marzo. Questo qui era un altro tool di AI, non è ancora disponibile per tutti, si chiama MedPalm 2, che è basato sul Large Language Model di Google. Il 60% è i medici mediamente come rispondono alle domande. Le altre AI di prima stavano sotto, cioè non riuscivano a passare l'esame. Questa era il 67%, e aveva già passato nel 2022, a marzo è arrivato all'86,5%, cioè è meglio di quasi tutti i medici. Questa mamma qui aveva questo bambino, è andata da 17 diversi medici, non riusciva a trovare la cura. Ha preso tutte le cartelle che gli avevano dato i medici,
l'ha buttato in pasto a ChatGPT e gli ha detto che cos'era. Il tema di base è che il progresso è adesso, non è una cosa di anni fa, è adesso che sta succedendo adesso. E il passaggio è stato con dicembre del 2022. Ma le reti neurali in realtà non sono altro che tante palline, immaginate queste palline, questi neuroni in cui vengono fatte delle moltiplicazioni delle somme. E sono operazioni semplici, moltiplicazioni e somme più peso, sono dal punto di vista matematico, sono semplici, solo che sono tante, servono tanti calcolatori per farle, e io vado a vedere, fate tutte queste cose, cosa viene fuori. E posso però fare tanti strati di queste, per cui posso complicare questo modello. Per esempio, se vogliamo fare un modello che capisce i numeri, questo qui è un 9, immaginiamo che a questo punto ognuno di quei pallini là è un pixel di questa cosa. A questo punto la mia rete butto dentro e lo comincio a far imparare, cioè le reti neurali non possono altro che trasformare una cosa che può essere una parola, una frase, in un numero, per cui sono solo numeri che possono diventare delle coordinate in un quadrato. Per cui partiamo a caso, costruiamo la rete, partiamo a caso, lui ci dà 2 numeri e dobbiamo avergli detto dove li volevamo che arrivassero, ma supponiamo che gli avevano detto: guarda che tu quando vedi il 9 deve finire in un'area lì, quando vedi il 2 deve finire in un'area là, e a questo punto, a son di imparare, lui riesce a mappare questo spazio. Questo è un esempio in cui, vedete, c'è una struttura geometrica, ogni numero deve stare su un posto. A questo punto, quando hai finito di imparare, e questo qui è il problema, come la faccio a fare, il problema delle reti neurali è come le ho addestrate, se le ho con informazioni giuste o sbagliate, perché se gli ho fatto dire che lo 0 è uguale all'1, lui mette insieme 0 e 1 e poi dice: ah, sbaglia, sì, perché l'abbiamo addestrata male. Buttiamo dentro l'1 e ci aspettiamo che butti fuori un numero, in questo caso le coordinate 2 e 8, che guarda caso finiscono a giusto. Buttiamo dentro nella rete un altro numero e deve tornarci una coordinata che va là. Lui ci dà 4 e 7, dice 4 e 7 e va là. E così facendo si va avanti, e a questo punto, una volta che lui ha imparato, lo imparerà sempre e farà quella roba lì. Queste però sono reti che fanno solo quello. Fino a pochi anni fa non si riusciva a fargli fare nient'altro che piccole cose alle reti neurali, per cui 2 e 2 e così. Quello che è successo è che si è cominciato a fare modelli sempre più grandi, noi l'abbiamo visto in uno spazio bidimensionale, potremmo farlo in uno spazio a 3 dimensioni. I large language model di oggi lavorano su spazi che hanno migliaia di dimensioni, per cui sono modelli matematici molto complessi. L'esempio di prima: potrei aver addestrato la mia rete per riconoscere un gatto o un cane. Butto un gatto e mi aspetto che mi dia un numero che cade in quell'area là. Se butto un cane mi aspetto che mi dia un numero che è lì. Se butto una giraffa mi aspetto che me la metta su un posto che non c'entra né con uno né con l'altra e mi dirà non so cos'è. Se però durante l'addestramento l'avessi istruita male, rischia di dirmi che quella roba lì è un cane. Ma questo perché è stata addestrata male. Per cui la database di addestramento è importante, per quello che si parla oggi di stare attenti sulle AI, che non ci siano dei bias cognitivi, o perché potrei avergli dato informazioni sbagliate. È come se si addestra un bambino a scuola a fare delle cose che sono contro la legge, l'ho addestrato così, lui farà robe contro la legge. Per cui vale per gli umani come vale per le macchine. Le reti poi si sono complicate a dismisura, e i numeri, sono esplose le operazioni da fare. Quello che è importante è che avete quei pesi che vi dicevo prima, quelle robe che vengono usate per fare le moltiplicazioni e le somme, dipendono dal training, dall'addestramento, e dipendono per cui dal database che ho usato. Ho usato un addestratore giusto, ho usato un bravo maestro, ho usato un cattivo maestro. Che limiti ha il database che ho usato? Contiene tutti i casi possibili o non li contiene? Perché se contiene tutti i casi possibili l'addestramento è completo, altrimenti l'addestramento è incompleto. Nel caso medicale, della medicina, è una cosa incredibile. dell'Lancet, che tu hai citato anche prima, dice: le AI in medicina per creare un futuro sicuro ed equo. Perché la medicina ha il vantaggio che noi umani non siamo tanto diversi l'uno dall'altro, abbiamo una casistica di casi ormai che è facile analizzare quei dati, perché sono sempre quelli più o meno.
Non è come un evento finanziario che non ho previsto perché la storia della finanza e dei mercati finanziari è corto, non ci sono tanti dati, non posso pensare che prevedo quando arriverà un terremoto, non posso prevedere adesso un'alluvione, non ho abbastanza dati, non ho sufficienti dati per addestrare la rete, mentre per la parte medicale ho un'infinità di dati. I primi che hanno sfruttato le AI sono quelli del mondo del finanziario per i modelli a breve ovviamente, perché a lungo l'economia mondiale da un centinaio d'anni che esiste, per cui esiste dall'altro ieri. In campo medico abbiamo tanti più dati e ne produciamo tanti di più. E per cui nel campo medicale è una cosa incredibile. L'esplosione di questa roba, come vi dicevo, parte da OpenAI, che è un modello molto complicato, non che stiamo andando nel dettaglio, ma sono tante di quelle reti lì, sono messe strutturate con architetture particolari per riuscire a gestire altrimenti una rete che era ingestibile dal punto di vista del calcolo, e tutta quanta, tra l'altro, la potenza di calcolo è usata durante l'apprendimento. È come pensate noi umani, lo sforzo lo facciamo quando andiamo a studiare, quando lì che dobbiamo studiare per 10-15 anni, quando hanno finito di studiare, poi è come se avessimo addestrato la nostra rete neurale. Lo stesso qua. Per le parole, e veniamo al fatto di questi large language model e di strutture GPT, che l'idea era mappiamo tutte queste parole in uno spazio a tantissime dimensioni. A questo punto cosa succede? Queste intelligenze qua non è che sono, loro vanno a cercare, rispondono rispetto a quello che noi abbiamo già depositato, cioè non ci dicono niente di nuovo rispetto a quello che sa l'umanità. Solo che quella lì sa tutto quello che sa tutta l'umanità, mentre noi abbiamo una visione limitata della nostra umanità, perché loro stanno imparando da tutti i libri, da tutte le pubblicazioni che noi umani abbiamo prodotto. E da lì producono in avanti. Se date, per esempio, alla rete neurale la cosa migliore delle AI è la sua capacità di. Lui comincia a partire dalla prima e comincia a produrre dentro lo spazio un percorso che lo porta fino alla sua capacità di. Da lì comincia a fare delle previsioni. Qual è la parola che può venire dopo lì? E lui dice elaborare, poi analizzare enormi quantità di dati in modo molto rapido e efficiente. Questa è come funziona le AI. Lui ha cercato di capire all'interno dello spazio di tutte le pubblicazioni che ha letto qual era la distanza minore, tra l'altro non è neanche la distanza minore, si sono accorti che se fanno uscire alla rete neurale a questi modelli, la parola più probabile è meno creativa, per cui chiamano temperatura, alzano un po' la temperatura, cioè gli fanno andare vicina alla parola più probabile, ma gliela fanno star distante da quella più probabile, e così vengono fuori queste cose. E tra l'altro sono più empatiche, sono più compassionevoli, ci sono molti medici che le usano per dire cosa vado a dire ai familiari adesso. Dimmi tu come affronto questo problema con i familiari per dirgli di questo problema. Infatti molte le usano per questa cosa qua, per sapere come interfacciarsi e come ragionare con i familiari, che già questo comunque è uno sforzo mentale non banale quando devi dare certi tipi di informazioni. E si sono accorti, questo qui il test hanno fatto blind, cioè dietro il paravento, in che senso? Hanno preso dei medici e hanno detto tu come risponderesti e la macchina come risponderebbe. Poi hanno fatto dire degli umani la frase della macchina e alla fine tutti gli umani hanno detto che era meglio quello che diceva lui, erano più contenti. E ci sono due libri da leggere, se volete, su come funzionano questi modelli, è quello di Stephen Wolfram, What is ChatGPT Doing and How It Works, e l'altro è The AI Revolution in Medicine, che vi fa, lì stasera purtroppo ho capito che non avremo tempo, volevo farvi fare delle risposte dalle AI, e lì troverete tanti esempi di come interrogare le AI. Per esempio, questa era una domanda che volevo farvi vedere stasera, come rispondi a questa domanda. Questa qui era dando un paziente del pronto soccorso, si presenta con un terribile mal di testa e collo rigido. Il medico ordina una puntura lombare per raccogliere il liquido cerebrospinale, una colorazione di gram del CS rivela la presenza di diplococchi gram negativi. Qual è la diagnosi? Lui la diagnosi la fa perfetta e ti dice tutto quello che devi fare col paziente. Anche lo stesso dicasi per i raggi. Questo qui, tu dai una radiografia, questo qui è MedPalm 2, quello di Google, quello che ha 87% di risposte giuste, e ti risponde come cosa c'è su questa lastra. Lo potete provare con ChatGPT, risponde, dovete avere la versione a pagamento, buttate dentro l'immagine e lui vi dice. Insomma,
L'intelligenza artificiale rivoluzionerà la telemedicina, questi qui non ci sono dubbi, per cui tra assistenti virtuali, monitoraggio remoto, analisi delle lastre, il triage e medicina personalizzata non ce n'è per nessuno. Questa roba qui può drasticamente abbattere i costi della sanità e può far sì che una persona possa fare per 10 persone. Quindi da questo punto di vista la cosa non è ci vuole sempre l'aspetto persona dopo, cioè bisogna far fare alla macchina e poi analizzare quello che ha fatto, ma ti risolve un sacco di problemi di tempo. Tutte le relazioni che devi fare anche col medico, il referto, la scrittura dei referti, molti radiologi la usano sulla scrittura del referto perché poi la rileggono, la controllano e la mandano. Per cui ogni resistenza è inutile. Noi come umani abbiamo sempre cercato di stare davanti alle macchine dicendo non può fare questo, non può fare quell'altro e ogni volta siamo costretti a dire l'ha fatto, lo ha fatto, lo ha fatto. Solo una collaborazione con le macchine ci salverà, non è che ci sono altre possibilità. Per cui abbiamo questa bacchetta magica e dobbiamo usarla, perché altro che Harry Potter. Secondo me questa qui è una bacchetta magica molto più potente di quella di Harry Potter. In about 10 minutes, I created a speaking animated character with background music generated by AI and subtitles, and the script was generated by AI. All of it was done with AI. In this video, I'm going to show you exactly how I did it. All right, I'll take over from here. The first step is to create your character. Riley used Midjourney to create me. This is the prompt that he used, and notice the Q2 at the end. This is a parameter that creates a higher quality image. Once he had the image, he needed the words. He went to ChatGPT and wrote, "Rewrite the man in the arena, but make it satire on how being the man in the arena is actually lame and stupid." That took 1 minute. Then he went to Well Said Labs to generate the voice. This software is a little expensive, but just look up free text to voice websites and test them until you find a good one. Simply paste the text in and get audio out. Then with the audio file, he went to a new platform. This platform is did.com. Simply select the image of a person and select the audio track and then click generate. And finally, he went to Ava, where you can download AI generated music. For intense dialogue, he likes to use synthwave, and on the first try, he got a great track. And now to put it all together. On Premiere Pro or any editing software, drag in the video of the man speaking, drag in the music, and make it quieter. Generate subtitles, and boom, done. No, the true hero is the one who avoids the arena altogether, content to live a peaceful and unremarkable life. That is not how it goes, man. If you want... Pensate quanto ci voleva una volta per fare quella roba lì, a che costi, a che prezzi. Oggi ognuno di noi è super potenziato da questi tool. Tra l'altro lo studio fatto da Nielsen Norman dice che c'è un aumento di produttività nei colletti bianchi del 66%. Ditemi se si può star fuori a sta roba. Considerate che l'aumento di produttività media negli ultimi 12 anni in USA è stato dell'1,4% l'anno e in Europa dello 0,8%. Questo significa che tu in un anno hai fatto 47 anni di progresso, di aumento di produttività americana e 88 anni di aumento di produttività in Europa. Cioè, capite che è una cosa che non ha precedenti. You said that the next billion-dollar company will be founded by 3 people. How is that possible? Yeah, if you look back in history, maybe 50, 70 years ago, it needed about a 10,000 person company to create $1 billion valuation. That's crazy. Then it dropped to about 1,000 people. Instagram was 13 people. Now we'll get it down to 3 people because AI will handle most of the execution work. Every part of your team, right? There's going to be AI supporting sales and marketing, and this is an AI that helps you do your job better. Every single person needs to be trained in AI and absolutely augment themselves 10, 20, 100x. Ecco, tutti dovremmo essere educati all'intelligenza artificiale. Nessuno può star fuori da sta roba qua. Per cui quello che era la copertina di Wired un po' di anni fa, no hunger, no pollution, no disease, no eliminazione della fame, dell'inquinamento e delle malattie, beh, siamo vicini, siamo veramente vicini a questo futuro. Grazie proprio alla capacità di ricostruire tutto e alle intelligenze artificiali. Ecco, il nostro futuro dipenderà dalle AI. A volte sì, lo credo più lungo, andava bene. Quando si programma si danno dei tempi,
No, non si è sempre ben voluti, avrebbe meritato ben altro spazio e lo ringrazio per aver stretto. Cercando di dare il filo logico delle cose, Siro Carniello ci ha parlato della sfida della cronicità e Roberto ci ha parlato di come possiamo realizzare, grazie all'intelligenza artificiale e alla digitalizzazione, una medicina predittiva, ma sempre più personalizzata, che è quello che tutte le persone desiderano da noi. L'altra cosa importante è che ho sentito, e mi fa molto piacere, l'equità di accesso alle cure, che ancora oggi è causa della differente mortalità e morbilità nella popolazione. Ma quali sono i rischi di tutto questo, Fabio? Buonasera. I rischi. Ma io sinceramente, benché non mi consideri un tecnofilo, un celebratore delle magnifiche sorti progressive della tecnologia, rischi non ne vedo, anche se dei rischi sarebbero impliciti, ma potremmo scongiurarli nel momento in cui sviluppassimo un pensiero critico, grazie al quale difenderci da una concessione, come posso dire, plaudente di mera celebrazione alla tecnologia. Certo, la tecnologia è potentissima, ma è anche particolarmente affascinante, al punto tale che avvertiamo che la tecnologia ci supera. Potremmo noi intrinsecamente, per come siamo fatti, esprimere quella potenza che il dottor Siagri in maniera così acuta, argomentata e competente ci ha descritto, che è propria della tecnologia? E no, tanto è vero che ci appoggiamo alla potenza della tecnologia, la maneggiamo proprio per renderci potenti, cioè per estendere le nostre capacità di memoria, di velocità, di elaborazione del calcolo, di previsione, di predizione, eccetera, eccetera. Questo è, direi, fatto intrinseco alla storia dell'uomo, anzi vorrei dire che è proprio cogente alla natura dell'uomo. È, se vogliamo, una dimensione ontologicamente propria dell'uomo. Che cosa intendo? Beh, già le rappresentazioni mitologiche che dell'uomo venivano date anticamente parlavano di un tale Epimeteo, fratello di Prometeo, a cui Zeus aveva affidato il compito di distribuire le capacità ai viventi. E siccome Epimeteo, questo significa il nome Epimeteo, è l'improvvido, a differenza di Prometeo che prevede ed è previdente, Epimeteo nel momento in cui, dopo aver distribuito le capacità ai viventi, arriva all'uomo, si ritrova a mani vuote. Trovandosi a mani vuote, l'uomo è ignudo. Non possiede gli zoccoli, non possiede le ali, non possiede le corna, non possiede una livrea per ripararsi dal freddo. Quindi è intrinsecamente povero. Interviene Prometeo che dona all'uomo, ad una creatura che lui ama, le proprie capacità, le capacità di previsione, di progettazione, la capacità di interrogarsi sulle conseguenze delle cose che si fanno e si mettono in atto. Non solo, gli dono anche la tecnica e il fuoco. Che cosa accade? Che l'uomo, dai primordi, stiamo parlando certo di una rappresentazione mitologica, ma ha una significazione profonda. Vuol dire che l'uomo primordialmente si concepiva così. L'uomo va completandosi attraverso gli artefatti. L'uomo è potente, è previdente, è capace, è vittorioso nel momento in cui si avvale di strumenti grazie ai quali estendere le proprie capacità. Quindi dire tecnologia sì, tecnologia no, mi pare porre in maniera sbagliata e, come posso dire, banale forse, troppo semplicistica, una questione che invece dovrebbe immediatamente portarci a dire la tecnologia è parte dell'uomo. La tecnologia entra nella storia dell'uomo. La tecnologia entra nelle modalità vincenti di adattamento dell'uomo all'ambiente
che attraverso la tecnologia viene modificato proprio per renderlo congeniale alla sopravvivenza dell'uomo. Quindi tecnologia sì, però perdonate, una domanda ulteriore la metterei: tecnologia come? Tecnologia come per quale uomo? Perché affascinati come siamo, abbiamo provato tutti il fascino della tecnologia seguendo Siagri, affascinati come siamo dalla potenza e dalla grande capacità che, bevo ancora un goccio, scusate, puoi versare, la grande capacità che la tecnologia promuove, grazie, rischiamo di perdere di vista le prerogative dell'uomo. Cioè, se siamo davvero affascinati dalla tecnologia, possiamo ancora essere affascinati e appassionati dell'uomo? Sì, ma essere appassionati dell'uomo che cosa significa? Cioè, che cos'è che ci appassiona dell'uomo? La sua capacità di maneggiare la tecnologia? La sua capacità di essere funzionale? La sua capacità di mettere in atto dei comportamenti efficaci che la tecnologia in qualche modo predetermina, poiché noi siamo efficaci nel momento in cui efficacemente utilizziamo la tecnologia, dunque ci dobbiamo adattare alle sue logiche, alle sue esigenze, alla sua semplicità di utilizzo, proprio per funzionare. Ma in questo modo allora noi diventeremmo funzionari della tecnologia e rischieremmo di essere colonizzati dalla tecnologia, cioè schiacciati nelle nostre competenze, nella nostra creatività, nella nostra capacità e soprattutto nella nostra vocazione a sbagliare, ad essere inefficienti, ad essere erranti, dove per erranti intendo l'errare di chi procede, viaggia avventurosamente e di chi sbaglia, perché intrinsecamente questo è l'uomo, non è solo l'uomo mancante a cui alludevo prima parlando di Epimeteo, ma anche l'uomo è eccedente. Non esisterebbero le religioni, non esisterebbe l'arte se l'uomo non fosse eccedente. Che cos'è l'eccedenza dell'uomo? È quello è ciò per cui noi ci sentiamo non bastanti mai. Noi ci sentiamo non risolti definitivamente mai. Quindi costantemente proiettati in avanti, costantemente progettuali, per andare verso un'autorealizzazione per la quale c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di futuro. La nostra fiducia nell'esistenza ci permette di guardare al futuro come una possibilità di autorealizzazione considerando l'incompiutezza del presente. Quindi noi siamo desiderosi di infinito, ma siamo desiderosi anche di senso, perché non ci proiettiamo in avanti indifferentemente. Vogliamo dare una qualità al nostro procedere, un significato di fondo per poter dire io voglio essere così. Ci teniamo alla nostra originalità, alla nostra irripetibilità. Originalità e irripetibilità che potrebbero sfumare nel momento in cui noi tutti quanti omologassimo i nostri comportamenti per far funzionare i marchingegni, la tecnologia, grazie alla quale renderci più potenti. Ma allora se celebriamo l'uomo, dobbiamo celebrare la sua imperfezione, questa sua eccedenza, questa sua vocazione ad andare avanti errando verso un fine desiderato ma non mai precisamente e definitivamente focalizzato. Se celebriamo l'uomo, celebriamo di fatto Odisseo, cioè celebriamo Ulisse, l'Ulisse che va per conoscenza e virtù, attratto cioè dal bisogno di scoprire, del bisogno di inedito, non del previsto, del prevedibile, dell'omologato, del ripetuto, del funzionale, dell'esatto, del preciso, ma dell'ignoto, del mistero. Questo è il fascino dell'arte. Quindi non sto parlando della tecnologia come rischio, ma sto parlando di domande di fondo che dovremmo essere invitati a fare, in modo tale, per esempio, che anche quando parliamo di educazione scolastica,
dovremmo avere in mente qualche cosa in più che sia la risposta funzionale, precisa, esatta dell'allievo, ma una risposta per esempio creativa, personale, originale, motivata, una risposta insomma che porti con sé il rischio della bellezza, dell'inutilità, perché si sa che la bellezza è inutile, il rischio dell'amore, e si sa che l'amore è inutile, non utile insomma, o non finalizzato ad un utilizzo pragmatico. Ecco, questi valori di fondo, quindi il bello, il buono, il giusto, che hanno un'origine antica, biblica, testamentale, quando Elohim, compiaciuto della propria creazione, diceva, vedo che ciò è cosa buona, cioè bella e giusta. Questi dovrebbero essere i 3 valori a priori da cui partire per dire quale uomo per quale tecnologia. Mi spiace per la lunghezza dei tempi tagliare le domande, la parola all'assessore Riccardi. Grazie, ma io poi vi lascio, voi continuate. Io mi scuso, ma avevo programmato per le 20 dover andare come eravamo d'accordo, e quindi sarò anche breve, anche perché credo che gli argomenti sul tappeto siano tanti. Io farò qualche brevissima considerazione ringraziandovi dell'invito, dell'occasione. La sala è molto numerosa, e quindi vuol dire che l'argomento è sicuramente un argomento importante. Allora, io nel fare alcune considerazioni, devo dire, non è la prima volta, anche se non così in modo approfondito, assisto e approfondisco questo tipo di temi che sono all'ordine del giorno. Nella comunità scientifica sono all'ordine del giorno. E vi devo dire che la più grande preoccupazione che ho, anch'io sono d'accordo con Siagri, è inutile resistere. Però attenzione nel mollare le ancore sul non resistere e non gestire questi processi. E penso, non l'ho detto io, l'ho detto Siro prima, mi permetto Siro perché no, con quello che lui 30 anni fa diceva che l'evoluzione del sistema aveva una direzione, e oggi continua lui, figurate io, ad avere il girotondino che gli dice che bisogna fare il pronto soccorso facile. Perché poi le cose bisogna metterle a terra. Però mi soffermo cercando di declinare la visione strategica, secondo me inevitabile, con la capacità di guidarla in un processo di grande equilibrio, e ponendola a terra rispetto a una condizione che fa parte del nostro vivere. L'ha detta Siro prima. Siro prima ci ha spiegato che circa la metà della popolazione vivente ha almeno una patologia cronica. L'intelligenza artificiale o la tecnologia. Dico, che cos'è rispetto alla efficienza di risposta al cittadino se non la tecnologia la migliore soluzione per dare una risposta alla tipologia cronica? Che è il male di questo tempo, ed è la crisi del modello organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, questo, quando dobbiamo metterlo a terra, e secondo me questa è la più grande, è il tema centrale di tutta questa visione, degli strumenti, delle cose che non si fermeranno. Ecco, la mia grande preoccupazione è la capacità dell'alfabetizzazione delle persone e soprattutto del sistema professionale. Queste sono le 2 grandi questioni che oggi hanno a che fare con una fotografia della quale tutti quanti dobbiamo prendere atto. E io la semplifico così capiamo bene di che cosa stiamo parlando. Il Paese, l'Europa, vive una situazione di grande difficoltà nel servizio sanitario nei confronti del cittadino. Ma perché lo vive? Lo vive sostanzialmente per 2 elementi. Una difficoltà nell'accesso ai servizi, che sarebbe facilmente superabile dalla tecnologia. Quindi il tema dell'accesso, e conseguentemente al tema dell'accesso il tema della appropriatezza,
cioè di andare a chiedere le cose che ti servono nel punto giusto, al momento giusto, dove anche qui la tecnologia sicuramente ci può dare una grande mano. Però se noi non riusciamo ad alfabetizzare il cittadino orientandolo all'utilizzo di questi strumenti e soprattutto se noi non condizioniamo il sistema professionale all'utilizzo di queste cose, rischiamo di avere la Ferrari in garage e non riuscire ad accenderla. E questo ha a che fare un po' con la storia, perché guardate, le difficoltà di questa regione sono le difficoltà dell'intero paese. Noi abbiamo imparato nel corso degli anni che il grande problema del servizio sanitario erano i soldi. Abbiamo scoperto che oltre ai soldi oggi il problema è la competenza professionale che non c'è. Ma abbiamo davanti a noi dei fatti che erano conosciuti da sempre. Cioè l'evoluzione della demografia e la capacità di avere i professionisti nel corso degli anni era un fatto conosciuto da tempo. Perché non ci abbiamo pensato? Perché non siamo riusciti, e questo è l'elemento del condizionamento del sistema professionale, però questa visione strategica del guardare avanti spesso entra dentro quella barriera di resistenza che determina il conflitto che oggi ci fa dire che cosa. Quali sono oggi le difficoltà del nostro sistema? Le difficoltà del nostro sistema sono molto semplici, perché oltre al tema dell'appropriatezza e dell'accessibilità, noi abbiamo un modello di offerta che è un modello di offerta dimensionato in una società che non c'è più. In una società che non c'è più e potrebbe vantare strumenti tecnologici e di innovazione rispetto all'utilizzo di questi strumenti, alle cure, alla capacità della ricerca e della scienza di metterci a disposizione delle condizioni. 30 anni fa si andava in ospedale e stava un mese per fare l'appendicite, semplificando. Allora, io ho questa grande preoccupazione. Cioè, noi il tema del 77, la capacità, lo dico da stradino perché la mia formazione, mia cultura è quella, la capacità di laminazione appropriata del percorso della persona alla risposta di cura è una sicuramente delle grandi questioni sulle quali noi troviamo le difficoltà sostanzialmente della cultura ospedale-centrica e non dell'applicazione del rafforzamento della cura primaria. Questo è l'altro grande tema che anche questo ha a che fare con l'appropriatezza. E quindi noi sono 30 anni, guardando la piccola nostra esperienza, io oggi domani mi leggete sui giornali, no? Tutti contro, non so quanti comitati avrò perché racconto questa storia, è stato sospeso il punto nascita di San Vito Tagliamento. È la prima volta nella storia di questa regione che si sospende un punto nascita non perché ci sono pochi parti. Negli ultimi 10 anni la natalità in questa regione è calata del 30%, abbiamo gli stessi punti nascita, abbiamo il 50% di cronici e abbiamo gli stessi posti letto di strutture residenziali per non autosufficienti. Questo dimostra le ragioni sulle quali noi dobbiamo riuscire a muovere il sistema, andando a capire quali sono le ragioni che ci fanno resistere a questo cambiamento. E lì dobbiamo dirci l'elemento delle conflittualità interne, le rendite di posizione del sistema professionale, il modello organizzativo che non va cambiato perché comunque se le cose lì sono così io sto meglio perché altrimenti non riesco a farlo. L'alimentazione delle condizioni del consenso spicciolo attorno al quale è facile interrompere, conquistare il consenso delle persone. Io vado in piazza, quando siamo andati in piazza, non noi, ma alcuni anni fa, richiamando un po' la storia, è la piazza, quando uno diceva scegli Gesù o scegli Barabba, hanno scelto Barabba, perché è facile andare a dire le cose che dice Barabba. Ecco, io su questo tema non posso non esprimere la mia grande preoccupazione. Io non penso che oggi il nostro sistema abbia soluzioni alle criticità che ci sono, che possano applicare dei modelli diversi. Non credo. Cioè la risposta al rispetto di quello che i nostri padri costituenti hanno scritto, cioè che noi dobbiamo garantire le cure in modo universale a tutti, senza differenza, che è un principio di democratizzazione importante. Noi non riusciremo a vincere se non rimuoveremo queste condizioni che fino ad oggi ci hanno fermato rispetto a decisioni che diventano insostenibili. In questa regione, se io conto gli ex articoli 21,
i 3 ospedali del privato accreditato, gli istituti scientifici, i nostri hub, i nostri SPOC, noi abbiamo 22 presidi di salute per 1.200.000 abitanti. Immaginate che cosa servirebbero quei 22 punti di salute con quella capacità tecnologica, una parte di quella capacità tecnologica, che migliorerebbero le condizioni di vita delle persone, renderebbero molto più tranquilla la vita delle persone che stanno intorno a quelle persone. Perché poi, se andiamo a guardare anche rispetto al bisogno di salute, l'altro elemento vero è la capacità di dirci che quel bisogno di salute si inserisce in un contesto di integrazione sociosanitaria dove la domanda di risposta sociale è una componente fondamentale. Quando il signor Sarri prima dice ti dico meglio o ti suggerisco la soluzione migliore perché tu possa dire alla famiglia quello che sta accadendo. Questi sono processi nella condizione del clima nel quale viviamo, determinanti. Ecco, io penso, la mia preoccupazione è che o ci sarà la maturità e la capacità di guidare questi processi, altrimenti questi processi non saranno guidati, l'elastico si spezzerà e noi determineremo una differenza tra coloro che si potranno permettere le cose e coloro che lasceremo indietro, che sarebbe la più grande sconfitta della storia di un paese che nella Costituzione ha messo quello che è scritto nell'articolo 32. Potrei andare avanti per molto, ma per concludere, io credo che lo sviluppo non si fermi, ma credo anche che l'uomo abbia il dovere di guidare questo processo e penso che la maturità di una classe dirigente sia quella di intercettare questa capacità di risposta e riuscire a metterla a terra. Questo significa educare il cittadino. È sorprendente vedere delle cose che qui non abbiamo visto, ma io ho visto anche andando a visitare esperienze di altri paesi che sono molto più evoluti del nostro, sicuramente a condizioni demografiche completamente diverse. Noi qua ragioniamo ormai a una persona su te oltre i 65 anni, in quei paesi al 10%. Però l'evoluzione tecnologica, la risposta a distanza, l'utilizzo della telemedicina, noi queste cose facciamo fatica, ma facciamo fatica per l'impreparazione da una parte del cittadino, ma dall'altra parte anche della sfida professionale. Questo è un altro grande tema che noi abbiamo davanti a noi, perché questo non dà la risposta alla questione complessa, dove probabilmente il sistema professionale sulla vicenda complessa ha molto più facilità ad aggredire questi temi e a renderli in qualche modo amichevoli. E l'altra rete che dice, io me lo ricordo in tempi di Covid, che il problema era non caricarmi quei dati del positivo o negativo, perché altrimenti mi fai fare una cosa che mi diventa difficile e poi alla fine lo faccio dopo. Provate a pensare, ma ve lo ricordate il certificato di liberazione, lo chiamavo io? Cioè quello a tampone, fatto il tampone, l'automatismo del certificato sulla refertazione del medico che entrava dentro Sesamo e il cittadino se lo scaricava era libero. Allora, al di là della capacità dell'organizzazione, io ho molte cose da dire, sicuramente saremo d'accordo su questo, è un altro grande sforzo del sistema sanitario da fare, deve avere coraggio di mettere le mani in alcuni sistemi che sono superati e sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma anche l'approccio professionale non è stato facile, perché il caricamento del dato era una cosa in più, non era il beneficio al cittadino, che poi alla fine sarebbe stato un beneficio anche del sistema professionale. Ecco, queste sono resistenze che non aiutano. E sono resistenze che stanno andando avanti da troppi anni e che oggi noi paghiamo. La mia preoccupazione è che rischiamo di pagare una cosa che se non viene rimossa rischia di spezzarsi. E nel momento in cui si spezza è chiaro che divideremo la società e faremo il peggior servizio che si possa fare per chi oggi ha responsabilità di governo. Quindi io guardo con grande interesse a questo, spero che questo lavoro di alleanza, di alfabetizzazione, come la chiamo io, del cittadino e soprattutto del sistema, della scommessa dell'alleanza con il sistema professionale riesca a essere vinta. Perché se la vinceremo saremo in grado di guardare queste cose e miglioreremo la vita del medico, dell'infermiere e miglioreremo la vita del cittadino. Soprattutto, io lo dico spesso a chi lavora con me, di quella signora Maria della quale non gliene frega niente a nessuno, che invece dovrebbe essere la prima persona alla quale noi dobbiamo guardare.
Grazie, scusate se vi devo lasciare, buon proseguimento di serata e davvero complimenti per l'iniziativa. Dopo questo intervento a suggello della serata dell'assessore Riccardi, visto i tempi ristretti, se vuoi completare un attimino ancora qualcosa, perché mi è dispiaciuto tagliarti. Allora, solo per amore del congedo, insomma, siccome mi occupo di teatro, so che se si sbaglia l'epilogo si può compromettere l'intero lavoro. Allora, vorrei congedarmi da voi in maniera sintetica, davvero, semplice e anche accurata, perché vi ringrazio dell'attenzione che mi avete anche dedicata prima. L'assessore Riccardi diceva che è nostro precipuo compito, e per certi versi anche fondato questo compito eticamente, gestire il fenomeno dell'intelligenza artificiale, non solo concedersi acriticamente, ma gestirlo partendo da quali presupposti. Proprio concludo dicendo, se il presupposto è umanizzare la tecnologia, se il presupposto è il fine è l'uomo e non tecnologizzare l'uomo, allora noi dovremmo essere abbastanza tranquilli, ma saremo tranquilli nel momento in cui i valori che ci guidano sono i valori dell'amore, della bellezza e della giustizia. Quindi ai nostri figli che cosa insegniamo a scuola? All'utilizzo efficiente della tecnologia? Oppure lavoriamo sull'uomo, sulle sue prerogative intrinseche, sulla sua irregolarità, sulla sua follia, sulla sua disfunzionalità, sul suo amore per le cose ammantate di mistero? Oppure puntiamo solo al calcolo, al ritorno funzionale, eccetera, eccetera? Questo significa educare alla tecnologia, ma educare all'uomo. Grazie. Allora, il moderatore si accolla anche gli oneri della cattiva organizzazione della serata, perché non c'è stato lo spazio per le domande, ma dopo l'intervento dell'assessore mi sembra giusto, nel rispetto della sua carica istituzionale, chiudere il convegno, ma lascio la parola a Siro Carniello, che ha pensato questa serata, e gli devo dire grazie per avermi coinvolto, ma anche con l'invito a ripeterla con un pubblico più ampio e con più tempo a disposizione per i relatori, ma soprattutto per chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. A te la parola. Grazie Gigi. Sì, è andata proprio così. Io vi dico la verità, Fabio Turchini lo conoscevo già da molto tempo. Fabio Turchini ci ha guidato in periodi, anche i suoi ragazzi, ci ha guidato in tempi in cui effettivamente le famiglie professionali, parlo di un'area del Pordenonese, erano in difficoltà proprio per certe resistenze, ritardi culturali, un po' quello che l'assessore prima ha accennato. E quindi grazie Fabio, perché insomma il suo modo di ragionare, la sua filosofia, difatti non sapevo neanche come etichettare Fabio, è talmente eclettico il suo passato, il suo percorso di formazione, però quello ci serve sempre, proprio per moderare questa spinta ipertecnologica che invece è tutta dalla parte di Roberto Siagri, che io ho conosciuto pochissimo tempo fa. A Nano Valbruna, che sapete forse, qualcuno di voi sa cos'è questa iniziativa, e lì un personaggio illuminato che è Mauro Ferrari, udinese, doc, che poi è vissuto per molto tempo in America e via dicendo, insomma ideò, sulla scorta di una precedente esperienza in Calabria, questo momento in qualche modo di informazione, formazione, di cultura internazionale, ha raccolto i giovani, ha portato degli scienziati, una cosa del genere insomma. E quando la banca 360, la nuova banca, ha deciso di dare anche un contributo con Alessandro Boz, che permettetemi di ringraziare il ragazzo che sta lì, insieme alle altre ragazze che stanno fuori, che insomma mi ha dato una grossa mano nell'organizzazione di questo evento. Dicevamo, siamo andati a fare questa conferenza stampa e lì la direttrice scientifica, dell'evento mi dice: Siro, non puoi mancare, devi venire. Dico, 4 giorni impossibile per me, ma almeno sabato devi venire a sentire Roberto Siagri, che non conoscevo. E così difatti, di buon'ora, una bellissima giornata di sole con mia moglie andammo, e quella volta lì, non che adesso sia mancata l'emozione e tante altre considerazioni, però venni davvero entusiasta, uscii entusiasta, tant'è vero che non avendolo mai visto, gli andai incontro, ti ricordi Roberto, e dico, ciao, sono Siro Carniello, sono un medico in pensione, non posso non congratularmi per questa visione di futuro che quest'oggi ci hai consentito di apprezzare. Ecco, e da lì è nata questa amicizia, e allora ho proprio cominciato, perché lì parlo un po', è solo un momento, un minuto, della banca,
perché quando la banca, come vi ha detto prima Lino Mian, vicepresidente vicario insomma, di Banca 360 FVG, col nuovo presidente e con Lino abbiamo detto dobbiamo fare un evento a Codroipo, guardo Guido, a Codroipo perché Codroipo è baricentrico tra Pordenonese e Udinese e area giuliana in qualche modo. E dico, vado dall'amico Gigi, uomo di Codroipo come vi ho già detto, e chiedo, come partiamo? Dico, dobbiamo spaccare un po', devo dare un'idea nuova, innovativa, che guarda davvero avanti e possa consentire in qualche modo. E allora così mi venne in mente che, dopo aver sentito Roberto Siagri, potevo fare qualcosa di quel tipo lì. Chiamo Roberto, gli chiedo così un momento di approfondimento, ci siamo visti a Gemona, e quella volta lì abbiamo ipotizzato con la banca appunto di mettere insieme una componente scientifica, la componente filosofica, diciamo così sociologica, e l'espressione, e naturalmente Carniello in questo momento qua è un po' questo, un po' quello, cioè vuol dire un po' fa da presidente di Credima, da società di mutuo soccorso della banca, e dall'altra parte da medico che ha sottolineato quegli aspetti che già poi sono stati ripresi da Gigi e dall'assessore alla fine. Quindi ho finito perché vi abbiamo intrattenuto fin troppo, forse anche l'ambiente è un po' caldo, comunque insomma sono contento che praticamente nessuno si sia alzato. Ringrazio davvero di cuore Fabio, Roberto e Gigi, perché davvero è stato per me, mia moglie che insomma mi segue in tante mie azioni e conosce le ansie e le tensioni di Carniello. Dopo Valentino Moretti mi dice sempre, cos'è sta Hélène, sempre qua. E io la nomino spesso perché difatti lei è poi la cartina di tornasole che mi dice com'è andata la cosa. Lei è svizzera tedesca e quindi le cose te le dice così come stanno, quindi non ci sono tante modulazioni. E quindi volevo dire, insomma, sono contento di come sia andata la serata, ero davvero molto teso. Difatti se avete chi mi conosce all'inizio ho un pochettino così balbettato, se non proprio balbettato, ma insomma la tensione era tanta, perché volevo, se faccio un convegno con i medici, sono brutte bestie che conosco benissimo e di conseguenza vado meglio a gestirle o insieme a fare qualcosa. Quando abbiamo professionisti di altre aree di questo calibro, chiaramente qualche volta un po' l'emozione ci tradisce. Con tutto questo adesso vi invito, Alessandro è di là, ok? Vi invito ad accedere al ristorante dove viene fatto un momento conviviale, doveroso anche per bere almeno un aperitivo insieme, perché alla fin fine essere rimasti pur con nell'interesse delle relazioni effettivamente è stata lunga e in un ambiente abbastanza caldo. Quindi grazie di cuore, la promessa è senz'altro di andare avanti su questo tema, no Gigi? In Gigi, lo dico e lo ringrazio di cuore, ho un compagno di viaggio importante, grande esperto che conosce bene quest'area qua, quindi con Gigi dovremo fare diverse cose, le abbiamo già cominciato a ipotizzarle in un futuro prossimo. Grazie a tutti e diciamo buona serata. Grazie.